insomma il riconoscimento a chi ha dedicato tanto tempo, tanti anni a questo territorio. Poi è anche un perito agrario, quindi come collegio perito agrario non potevamo. È giusto che... Allora, ce l'aveva Michele, eccolo qua Michele, che è stato un po' lui il fautore di fare questa, perché ti è vicino in tante vicissitudini Michele. Poi però non lo diciamo pubblicamente, venendo qui ha avuto un piccolo incidente in auto e quindi ma è ancora vivo, dai, tutto qua. Le spiace più per l'auto. Esattamente, no. Allora, leggiamo, vieni qua Antonio, leggiamo un attimo qua. È una targa al merito, perché una targa al merito ad Antonio Mingardo, perito agrario, con gratitudine e riconoscenza per l'impegno professionale speso al servizio dell'agricoltura del nostro territorio. E questo è il nostro riconoscimento. Consegna il senatore. Grazie. Quale onore, siamo ben felici, teniamo la mano mentre consegniamo. Ecco, fate un po'. Cosa dire? Io sono commosso di questo pensiero, non me lo aspettavo sinceramente, per cui un grazie a chi ha avuto l'idea e sono orgoglioso, se vogliamo, che abbiate riconosciuto quello che è stato fatto da un punto di vista professionale e anche da un punto di vista della struttura, perché è un discorso che ho già fatto il giorno che dovevo andare in pensione, perché l'avevo già fatto. Io ho sempre detto, ogni 6 mesi vado in pensione, io l'avevo già detto ai miei colleghi giovani, io mi ritengo un super fortunato, perché ho fatto un lavoro che mi è piaciuto, mi ha permesso di conoscere tantissima gente, di girare, perché prima, come diceva l'onorevole, un anno fa ero ospite a casa sua a Palazzo Madama, che pur sempre è una cosa inaspettata, insomma, per uno cittadino qualsiasi, per cui è stata una bella esperienza e per cui, voglio dire, è stata sempre un'esperienza molto positiva. Un grazie a tutti, non dovevate. Grazie. No, ma questo qua ti viene di diritto con tutte le volte che ti abbiamo cercato e che tu eri sempre presente, per cui a conferma che il servizio fitosanitario non si sottrae, soprattutto ecco, esatto, per le persone, dai. Aspetta, volevo avvicinare anche, vabbè, sono i periti, i tecnici ci sono tutti, ma sono tutti partecipi, il direttore del mercato, perché con te abbiamo condiviso dei momenti difficili, ci manca Franco Tosini, ma è stato filibustiere, è rimasto lì bloccato da qualche parte. Vieni che ci facciamo una foto qua assieme. Sì, no, volevo aggiungere che nel 2010, quando abbiamo fatto la prova, eravamo i 4 moschettieri. Manca Franco Tosini, insomma è stata una bella avventura, è finita così.